Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Stragi del 92, la procura di Caltanissetta chiede l'archiviazione di uno dei filoni dell'inchiesta, il dossier mafia e appalti. Gela sfida allo Stato dopo l'aggressione ad agenti di polizia, incendiata la casa dell'assessore ai lavori pubblici di Dio. Mobilitazione dei sindacati dopo la morte dei 2 operai precipitati da una gru. Non sono incidenti ma omicidi. Giovanotti incontra 400 studenti dell'Università di Palermo. L'Europa, ha detto, deve guardare al Mediterraneo. Stop alla primavera in arrivo, piogge, vento e calo delle temperature, attese raffiche fino a 100 km nel Messinese. Apre i battenti il Viniteli, la Sicilia punta sulla quantità, l'identità e la capacità di affrontare le sfide internazionali. Dal mondo dei videogiochi al palcoscenico, al Metropolitan di Catania, Robby, Jenny e Lorenzis, creator seguitissimi dai più giovani su YouTube. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta sulle stragi di Capaci e via D'Amelio. Non ci sono elementi, ritengono i magistrati, che leghino i fatti, cioè le stragi, al dossier mafia e appalti. Sentiamo Maglio Viola. Non ci fu una relazione diretta fra il dossier mafia e appalti e quelle indagini e le stragi del 92 a Palermo, in particolare la bomba di Capaci e quella di via D'Amelio, costate la vita ai magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte, 8 in tutto. O quantomeno, se questa relazione ci fu, non ci sono elementi investigativi in grado di dimostrarlo. È un vicolo cieco dunque la pista del cosiddetto papello e delle indagini condotte sul dossier mafia e appalti, un'inchiesta parallela contro ignoti, guidata dalla procura di Caltanissetta fra le tante indagini svolte su quella stagione di stragi. Per questo motivo, scaduti tutti i termini di indagine, la procura nissena ha chiesto l'archiviazione del fascicolo. Sulla richiesta adesso dovrà pronunciarsi il GIP di Caltanissetta, che potrà archiviare come richiesto oppure ordinare un supplemento di indagini se rileva che ci sono elementi non ancora scandagliati del tutto. Parallelamente proseguono comunque i processi e le ulteriori indagini su tutti gli altri filoni riguardanti la mafia, ma anche i depistaggi e l'eventualità che a metterli in pratica siano stati servizi segreti deviati. Dalla rivolta contro le forze dell'ordine all'attentato incendiario sotto casa di un assessore, in meno di 48 ore Gela diventa un caso di ordine pubblico. GR Italia. Un'escalation che preoccupa e che porta i segni di una vera e propria sfida allo Stato. Succede in via Lipari, nel rione Sant'Ippolito, dove in meno di 2 giorni si passa da un sequestro con violenze all'attentato incendiario contro l'abitazione dell'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio. Tutto inizia sabato durante un'operazione per il sequestro di un'area abusiva trasformata in deposito rifiuti. Alla vista degli agenti della municipale e della polizia scatta la reazione. Gli occupanti si barricano in casa e dalle finestre parte un fitto lancio di oggetti contro le forze dell'ordine. 2 poliziotti restano feriti, scattano gli arresti. Ma la tensione non si spegne, anzi cresce. 48 ore dopo le fiamme, qualcuno appicca un incendio proprio nell'abitazione dell'assessore, che vive a pochi metri da quel luogo teatro degli scontri. Il rogo colpisce il giardino e danneggia anche la centralina del gas, un gesto che secondo gli inquirenti ha tutte le caratteristiche di un avvertimento. In questi giorni abbiamo subito delle minacce verbali per quanto era successo sabato qui in via Lipari. Da Baccone qualcuno aveva annunciato che ci sarebbe stato un falò in questi giorni, infatti già stamattina mi sarei recato in procura o in carabinieri a denunciare il tutto. Intanto il caso diventa politico e istituzionale. Non arretreremo di 1 millimetro, specialmente nei confronti di soggetti che vogliono far prevalere la forza rispetto a quello che è invece il senso civico. Stamattina chiamerò il questore e poi vedremo se c'è anche la necessità di incontrare Sua Eccellenza il prefetto. E proprio sul fronte investigativo emergono sviluppi importanti. La polizia avrebbe già individuato il presunto autore del rogo. Si tratterebbe di un soggetto legato da vincoli di parentela ai 2 arrestati per l'aggressione alle forze dell'ordine, rafforzando così l'ipotesi di una ritorsione diretta. Non sono incidenti ma omicidi. Dopo la morte di 2 operai in un cantiere di Palermo, i sindacati scendono in piazza e chiedono maggiori controlli e sicurezza. Sentiamo Marco Gullà.
In via Marturano c'è un silenzio che avvolge dolore e rabbia. Oggi è il giorno delle autopsie sui corpi dei 2 operai precipitati da un'altezza di circa 30 metri. I sindacati alzano la voce: questo non è un incidente, è un omicidio. Dello stesso avviso anche il cugino dell'operaio tunisino Nayai Jaledin, 41 anni, lo incontriamo in occasione dello sciopero del sindacato USB davanti alla prefettura di Palermo. Siamo, come la mia famiglia, distrutte, siamo molto arrabbiati e sicuramente la giustizia che bisogna fare non è per la famiglia, ma soprattutto per le bambine che sono rimaste da sole. Non è possibile che delle bambine possano perdere un padre così, e giustizia. Sappiamo che non sarà facile perché non è il primo, non è l'ultimo, però mio cugino era una brava persona e merita veramente giustizia per le bambine soprattutto. Il braccio della gru che teneva sospesi i 2 operai al 9° piano ha ceduto di colpo, scaraventandoli sulla tettoia del negozio di pneumatici al pian terreno. È il giorno anche della rabbia da parte dei sindacati che annunciano una mobilitazione unitaria sulla sicurezza sul lavoro. Siamo oggi in piazza per ribadire che non sono incidenti, sono omicidi sul lavoro. Da anni l'USB combatte una battaglia solitaria per l'introduzione della legge, per l'introduzione di un reato di omicidio sul lavoro. Emerge fuori un tema devastante, cioè l'organizzazione dei cantieri sostanzialmente in questa città, che si fa senza una rete di controlli e di anche presenza da parte della pubblica amministrazione che rispetto a questa anche tipologia di interventi debba vigilare e controllare. Indignazione e polemiche dopo le gare di tiro a segno proprio a pochi passi da un ospedale, l'ospedale Garibaldi di Catania. La replica dell'azienda sanitaria, diritto dei degenti non rispettati. Sentiamo Tonino De Mana. Ma si è aperta la caccia al garibaldinesima? Nessuna caccia, ma era la domanda ricorrente di pazienti, familiari dei pazienti, medici, personale infermieristico e di quanti si trovavano dalle parti del Garibaldi Annesima e del campo di tiro posto esattamente di fronte all'ospedale. È stato un vero e proprio weekend di fuoco, con il fragore degli spari che arrivava dritto dritto nei reparti. Non si può dimenticare che l'ospedale, essendo un luogo di cura, non deve solo somministrare farmaci, ma deve garantire un contesto di quiete al paziente, perché questo contesto di quiete favorisce anche la ripresa fisica. E noi abbiamo un poligono che è stato posizionato accanto all'oncologia, accanto alla pediatria. Pensate ai bambini che all'improvviso sono stati svegliati da questi scoppi, da questi proiettili. Che spavento, che paura, che tensione. La domanda che si chiedono tutti all'unisono è: perché è stata autorizzata una situazione del genere? Sicuramente non è stata attenzionata nella maniera corretta, voglio pensare che sia stata soltanto un fatto di negligenza. La direzione sanitaria del Garibaldi aveva informato la prefettura di Catania. Abbiamo ovviamente chiesto notizie alle istituzioni e le istituzioni ci hanno rassicurato su questo orizzonte temporale molto breve. Non è nostro compito ovviamente entrare nel merito delle autorizzazioni o della gestione di queste attività. Direttore, un conto sono le azioni ludiche, la musica, un conto sono gli spari che superano di molto i decibel consentiti. Non ne ho fatto misurazioni là in zona. La vicenda potrebbe avere ulteriori strascichi. Pioggia di solidarietà al Papa dopo le accuse, le dure parole mosse nei suoi confronti da parte di Trump. In un messaggio anche l'arcivescovo di Catania, Renna, ha ricordato quei passaggi del Vangelo secondo cui le persecuzioni contro i cristiani non sono solo quelle che li condannano a morte, ma anche quelle di chi disprezza le loro parole. Per l'arcivescovo di Cefalù, Papa Leone sfida con franchezza i potenti. L'imam di Catania, Abdelhafid, accoglie il Papa nella sua terra, l'Algeria, e definisce il Santo Padre un faro di pace. Andiamo adesso a Palermo, dove Giovanotti ha incontrato 400 studenti dell'università, elogiando la Sicilia come centro del Mediterraneo ma anche dell'Europa. Orazio Longo. Questo è l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo.
ombelico del mondo, almeno dell'Europa, secondo Giovanotti potrebbe benissimo essere la Sicilia. Sono un fan di quest'isola, dice il cantautore durante l'incontro con 400, ma le richieste erano 6.000, studenti dell'Università di Palermo. Giovanotti sottolinea di avere molti amici in Sicilia e di essere dell'avviso che l'Europa come idea culturale, sociale e politica debba guardare al Mediterraneo come suo centro solare e radice profonda. Salito in cattedra nell'aula magna del Dipartimento di Scienze Economiche con lo stesso volto da ragazzino, nonostante i suoi 59 anni, la barba incolta e il cappellino di traverso, immagine che ne ha fatto un'icona pop degli anni 90, Giovanotti ha parlato di musica dialogando con l'etnomusicologo Sergio Bonanzinga. Io non so cos'è che rende, che fa sì che una canzone hai voglia di risentirla o che un film ti commuove. Se sapessi cos'è lo farei continuamente, cioè se ci fosse una formula. Invece succede una cosa nel mio lavoro anche, che tu pensi di aver trovato una chiave, apri quella serratura, poi la usi la seconda volta e quella chiave non funziona più. Le note, gli strumenti, la voce come forza di unione e potenza di comunicazione. Quanto la musica ha questo potere di essere come una macchina del tempo e di avere origini misteriose, non si sa da dove arriva quel suono lì. Poi il saluto di Mimmo Cuticchio, simbolo dell'opera dei Pupi, e le domande degli studenti ai quali Giovanotti ha raccontato del suo libro preferito, Pinocchio, e del rock and roll amato sin da bambino. Poi la battuta: mi hanno fatto commendatore, dice, ora mi danno la medaglia della città di Palermo, il prossimo passo è che faccio il Presidente della Repubblica, meglio di no, sarei pessimo. Anche in Sicilia oggi la mobilitazione dei dipendenti delle farmacie che chiedono il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, al centro della vertenza l'adeguamento delle retribuzioni, il recupero del potere d'acquisto, il riconoscimento delle competenze sempre più ampie anche alla luce della riforma della farmacia dei servizi e il rafforzamento delle tutele su orari, turnazioni, maternità, malattia e formazione. Aveva aperto uno studio abusivo di fisioterapista in un condominio del centro di Bronte. L'ambulatorio medico, sequestrato dai carabinieri, era organizzato con lettini e macchinari sanitari e c'erano 5 pazienti in attesa. Aveva fatto in tempo a convincerci di essere arrivata davvero e invece la primavera adesso frena. Sentiamo Desiree Ferlito. La primavera aveva già ingranato la marcia, ma a quanto pare è già costretta a frenare, riportando nuvole e ombrelli. Dopo giorni di stabilità, il tempo cambia volto in Sicilia e lo fa con piogge, vento e un sensibile calo delle temperature. Tutta colpa di un nuovo fronte proveniente dal Nord Africa, che ha già raggiunto l'isola portando con sé condizioni di marcata instabilità. Tra mercoledì e giovedì avremo ancora dell'instabilità, con qualche pioggia sparsa e soprattutto la possibilità di vedere degli acquazzoni abbastanza localizzati durante le ore centrali del giorno sulle zone più interne dell'isola. Qualche pioggia la vedremo anche lungo la costa orientale. Non solo pioggia, il fronte sarà accompagnato da venti di scirocco sostenuti, con raffiche che potranno superare i 90-100 km/h sulla zona tirrenica del Messinese e un conseguente abbassamento delle temperature che torneranno sotto la media stagionale. Una fase, spiegano gli esperti, che durerà diversi giorni, alternando momenti di tregua a nuovi impulsi stabili. Per rivedere il sole brillare bisognerà attendere fino a sabato. Sull'Etna resiste la neve caduta copiosa durante l'inverno. Il caldo delle scorse settimane non è bastato a scioglierla. Fino alla prima metà di maggio, nella parte sommitale, il vulcano apparirà bianco. E il maltempo ha sorpreso al largo di Pozzallo un velista che era uscito a bordo della sua barca a vela. All'alba la richiesta di soccorso alla Guardia Costiera, l'imbarcazione era alla deriva con il motore in avaria e le vele gravemente danneggiate dalle forti raffiche di vento. Nonostante il mare agitato, la barca a vela è stata trascinata al sicuro nel porto. Un vulcano unico al mondo, un nuovo studio appena pubblicato spiega che l'origine del vulcano non rientra in nessun modello geologico esistente, non si trova al confine tra due placche tettoniche, non è un vulcano esplosivo, non è alimentato da materiale molto caldo del mantello. Dati alla mano è emerso che il magma dell'Etna è presente a circa 80 km sotto la
superficie. Il vulcano siciliano potrebbe quindi appartenere ad una nuova, una quarta categoria di vulcani poco conosciuta. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. C'è un aggiornamento sulla vicenda dei 2 operai morti. Sono state infatti eseguite le autopsie sui 2 operai morti per il crollo della gru in via Marturano a Palermo. L'autopsia è stata condotta davanti ai consulenti della procura, a quelli delle famiglie delle vittime e dei 2 indagati. Secondo la prima ricostruzione della squadra mobile, i 2 operai, uno di origine tunisina e l'altra di origine romena, sono stati sbalzati dal cestello per il cedimento del braccio della gru facendo un volo di circa 30 metri. La polizia scientifica sta facendo una ricostruzione in 3D dello stato dei luoghi, analizzando la gru, la tettoia del negozio che è stata sfondata dal gru, l'altezza del palazzo e la distanza tra il mezzo e il punto in cui gli operai stavano lavorando. A Catania il Comune ha segnalato alla Polizia Postale numerosi tentativi di truffa telefonica per il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Chi contattava gli utenti prospettava una presunta irregolarità della posizione della tassa con l'invito a contattare numeri telefonici in realtà non riconducibili a canali ufficiali. Aperto i battenti il Vinitaly, la Sicilia punta sulla quantità, l'identità e la capacità di affrontare le sfide internazionali. Giusy Lazzara. Taglio del nastro al padiglione 2 della Sicilia alla Vinitaly edizione 2026. Unicità dei territori, qualità dell'offerta che diventa sempre più alta e sinergia per far crescere l'export. La leadership siciliana fa del dialogo con le altre regioni italiane un punto di forza per guardare insieme ai mercati internazionali. L'isola si posiziona anche tra le destinazioni più attrattive, la seconda meta enogastronomica d'Italia dopo la Toscana. La crescente domanda di esperienze sui territori del vino, dall'Etna alle grandi aree vitivinicole dell'isola, conferma il ruolo della regione come destinazione sempre più riconosciuta e competitiva. La Sicilia col Veneto condivide da qualche anno la mission su qualità e identità. Il Vinitaly rafforza così una visione comune e tutela il percorso di competitività del Made in Italy nel mondo. Nella filiera vinicola oggi si aggiunge l'enoturismo che ed è uno dei temi del Vinitaly di quest'anno, non solo in Sicilia ma nel Vinitaly complessivo, perché mettere a sistema l'agricoltura, i beni culturali, il turismo, passando per le nostre cantine è sicuramente quel punto in più che il settore può avere per la propaganda delle eccellenze vinicole. Il padiglione siciliano conta 164 cantine, di queste 28 specializzate nella produzione biologica. Custodisce al suo interno le realtà produttive di Assovini Sicilia, dei consorzi Providi, Vitesi, Autonomi e Etna Doc. Parliamo adesso di giovani, giovanissimi e giochi online. Roby, Jenny e Lorenzo sono 3 star del web, vivono a Palermo e hanno creato una community digitale fortissima tra i bambini. Adesso riempiono anche i teatri di tutta Italia. Sentiamo Eva Spampinato. Dai videogiochi al palcoscenico il passo è stato breve per Roby, Jenny e Lawrence, 3 creator seguitissimi, veri e propri idoli dei bambini su YouTube, che oggi riempiono anche i teatri di tutta Italia, come è successo ieri al Metropolitan di Catania. Oltre 5 milioni di iscritti, una community fedelissima, libri, fumetti, merchandising, adesso trasformano il web in esperienza dal vivo. Tanti genitori magari si spaventano del mondo dei videogiochi, ma secondo me averlo portato a teatro li ha fatti un pochettino entrare in questo mondo. E tutto a partire dalla loro stanzetta di Palermo, dove ormai si è trasferita anche Jenny. Palermo è una fucina di artisti e youtuber, dai me contro te a voi. Veramente escono tutti da lì, forse non lo so perché. Sarà il caldo che ti fa annoiare e quindi ti fa fare cose. La Sicilia si fa riconoscere in tutta Italia. Ma ci vuole ovviamente
veramente studio, perché è un far ridere però con battute intelligenti. Bisogna studiare, ragazzi, sempre, assolutamente. Ma il vero successo è il messaggio. Dietro lo schermo non c'è perfezione, ci sono storie autentiche. Jenny convive con una malattia rara, Roby ha conosciuto il bullismo. Che la piaga di questo diciamo, decennio, ok, è sempre più forte. Tantissime persone vengono da noi, insomma, a confidarsi come se fossimo dei fratelli o degli amici molto cari. Nello spettacolo parliamo dell'essere presi in giro per quello che ti piace, per giocare a dei giochi che magari non sono conosciuti. Modalità teatro, è uno show, è un incontro tra genitori e figli, è un racconto di amicizia e inclusione, è un invito chiaro. Essere se stessi ignorando il parere degli altri. Per aiutare famiglie e imprese in difficoltà economiche è stata firmata un'intesa tra la Fondazione Dusmet e UNES APS. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Mano tesa a chi si trova in difficoltà economiche e rischia di cadere in mano agli usurai. C'è un'opportunità concreta per le famiglie e le imprese sotto soglia. Si può accedere attraverso l'assistenza di UNES APS a finanziamenti e strumenti di sostegno economico messi a disposizione dalla Fondazione Beato Cardinale Dusmet, fondo di solidarietà antiusura, ente filantropico impegnato nel contrasto al sovraindebitamento e alla vulnerabilità economica. E questo grazie a una convenzione stipulata. Tramite degli appositi centri di ascolto ad individuare le persone, le famiglie che si trovano in difficoltà. La Fondazione Beato Cardinale Dusmet recentemente ha raggiunto 2 importanti obiettivi. 1. L'iscrizione al RUNS, che è il registro unico del terzo settore. Secondo, notizia di pochissimi giorni fa, l'accreditamento della Fondazione al MEF, al Ministero dell'Economia e Finanza. Gli interventi verranno concessi dopo un'accurata istruttoria fondata sulla verifica della situazione economica, familiare e debitoria dei richiedenti, al fine di accertare le reali condizioni di disagio e garantire un utilizzo corretto e mirato delle risorse disponibili. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. E siamo al calcio, Siracusa e Trapani vicini alla retrocessione dopo il pareggio degli azzurri a Foggia e la sconfitta dei Granata con la Salernitana. Sergio Colosi. Il sogno play-out per Siracusa e Trapani rimane aperto soltanto dalla matematica. Retrocessione diretta ad un passo in una stagione coraggiosa in campo, sciagurata a livello societario. Per il Siracusa il pareggio di Foggia evita l'ultimo posto in classifica, ma equivale ad un imminente commiato dalla terza serie. Turati prepara bene la gara con la sua squadra protagonista per poco meno di un'ora e in vantaggio con Arditi. Foggia fischiato allo Zaccheria, i soliti limiti degli azzurri emergono alla distanza. L'ingenuità di Frisenna origina il gol di Tommasini. Il ritorno di Cosmi lascia il segno nel Trapani che di fatto saluta la Serie C. Granata in vantaggio con un'esecuzione perfetta dagli 11 metri di Celeghin. Trapani impreciso e sprecone. Ripresa con un altro scenario. Sinistro angolato e vincente di Ferrari. Sorpasso nel recupero del Baby Boncori che di petto segna il suo primo gol da professionista e spinge i siciliani da soli all'ultima posizione. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.